Buongiorno a tutti, oggi parleremo del tempo. Il tempo forse è l'unica cosa che non riusciamo mai davvero a trattenere. Scivola via mentre viviamo, mentre andiamo altrove, mentre rimandiamo la nostra vita a dopo. E in realtà per i greci il tempo non era unico, non era un unico concetto, anzi era doppio. Se non capiamo questa doppiezza, in realtà non capiamo nemmeno noi stessi. Chronos è la prima parola ed è il tempo che scorre, è il tempo degli orologi, dei calendari, delle scadenze, è il tempo che consuma, che logora, che divora. Divora proprio la parola migliore per descriverlo, nel senso che nel mito Crono ingoia i suoi figli l'uno dopo l'altro e quindi il tempo divora a mano insomma un po' tutto. Esiodo nella Teogonia ce lo presenta all'inizio del mondo e spaventa, ricorda che ciò che nasce è sempre fragile, che il tempo cambia tutto, anche gli dei. Omero lo definisce in un verso memorabile: come le foglie che il vento sparge a terra, così le generazioni degli uomini. Quindi Cronos è proprio questo, è il ritmo inesorabile in cui viviamo, il conto proprio che avanza quando non lo guardiamo. E i greci però conoscevano anche un'altra forma di tempo, un tempo diverso, più prezioso forse, più umano, e questa viene descritta dalla parola kairos, cioè il momento opportuno, l'istante giusto, la fessura attraverso cui passa il destino. Il tempo che quindi non si misura in minuti ma in intensità. Pindaro, un importante poeta greco dell'antichità, lo chiama to akrotaton kairou, quindi il punto più alto del momento, l'attimo che decide la vittoria o la sconfitta. Euripide, un tragediografo, fa dire a un suo personaggio o Kratos tu biu Kratistos, quindi diciamo il signore della vita in qualche modo, quindi non è la durata, ma è la scelta dell'istante. E nella retorica, Aristotele, il filosofo Aristotele, ci spiega che la vera saggezza non è sapere che cosa dire, ma quando dirla. Quindi la letteratura greca è piena proprio di questo doppio tempo. Ulisse vive dentro il Cronos nei suoi anni interminabili di viaggio, però vince con il Kairos, quando torna nella sala dei proci e decide l'attimo della rivelazione. Achille sceglie un destino breve e luminoso, sceglie un kairos che vale un'intera esistenza. Penelope, per esempio, nel frattempo aspetta a lungo tempo, però agisce nel momento giusto con l'espediente della tela. È un gesto di kairos travestito da pazienza. La tragedia intreccia questi due concetti continuamente. Edipo inciampa nel kairos della verità proprio quando crede di aver trovato la stabilità nel Cronos del potere. Medea pianifica la sua vendetta aspettando il kairos, quindi il momento migliore, e Giasone non può più salvarsi. Menandro, nella commedia, fa dire ai suoi personaggi che il momento giusto è il miglior alleato degli uomini saggi. Tutto questo non appartiene però solo al mondo antico, lo vediamo ancora ogni giorno. Nel cinema ci sono tantissimi esempi di questo tipo, un attimo può decidere un'intera storia. In Sliding Door, per esempio, due vite nascono da un singolo secondo. In La La Land abbiamo un secondo che cambia un destino. Oppure Interstellar, in cui il tempo si spiega, si distorce, mostrando che non tutti i minuti valgono allo stesso modo. Nei romanzi contemporanei il tempo interiore, per esempio, vale più di quello cronologico. Pensiamo all'Ombra del vento, in cui un incontro casuale diventa decisivo, o Il giovane Holden, in cui sostanzialmente un pomeriggio, segnato da piccoli gesti, trasforma la vita del protagonista più di interi anni di vita. Noi viviamo immersi nel Cronos della modernità, con le notifiche, la produttività, la velocità, i giorni che sembrano correre più di noi, e però noi desideriamo Kairos, il tempo pieno, quello che resta, il tempo che si misura con le emozioni e non con la quantità. I greci lo avevano già capito e molto meglio di noi. Non possiamo controllare il tempo che corre, sicuramente, però possiamo riconoscere il momento che vale. Quindi Cronos in qualche modo ci consuma, però Kairos ci costruisce. E per questo forse la domanda non è quanto tempo ho, però quale tempo sto vivendo adesso,
perché basta un istante, un momento che appunto riconosci mentre accade per trasformare un attimo qualunque, un giorno qualunque in un momento mitico. Spero che la puntata di oggi sia stata interessante, quindi ci rivedremo alla prossima.